Buongiorno a tutti. Questa mattina ci troviamo a Rovereto ed esattamente nella frazione di Mori. Qui ero già stato alcuni mesi fa a visitare lo stabilimento gigantesco del ventennio Alumetal. Bene, oggi visitiamo queste 3 ville, o cerchiamo di visitare queste 3 ville che si trovano a qualche centinaio di metri dalla fabbrica, anzi per l'esattezza c'è un ponte che le divide dalla fabbrica, il ponte che passa sul canale dal quale la fabbrica prendeva la propria energia grazie alla centrale idroelettrica. Bene, allora qui vediamo che c'era qualcuno che dormiva e non molto tempo fa. Me lo aspettavo che prima o poi avrei trovato qualcuno che poteva vivere in uno di questi posti, e comunque noi ce ne andiamo perché non vogliamo rompere le scatole a nessuno, o meglio andiamo a vedere il primo piano. Beh, cosa vi posso dire? Diciamo che indicativamente queste erano probabilmente le ville di qualche pezzo grosso che dirigeva le fabbriche, la fabbrica. Guardate, qui c'è il parquet, quindi questa era una camera, guardate che bella col camino, quindi non era probabilmente una camera. Qui qualcuno dormiva. Ora adesso possiamo vedere dalla finestra tutto quanto, vedete? Qui c'è la strada, qui c'è il ponte e qui c'è la gigantesca fabbrica e l'ingresso è a sinistra dietro l'angolo. Allora, la casa è di 2 piani, come avevamo capito. Eccola qui, questa forse era una camera da letto. Bagno, cameretta, altro bagno, accidenti. Erano delle belle villette, altra cameretta. E basta, è finita. Io sarei curiosissimo di andare là sopra, ragazzi, contando che queste ville sono state probabilmente costruite nel ventennio, come la caserma, come la fabbrica. Dentro quel sottotetto, teoricamente, potrebbero esserci dei tesori. Ho un amico che va in quei luoghi lì, nelle ville occupate, suona i campanelli e chiede: posso vedere cosa avete nel sottotetto? Sono un esperto, poi lo valuto e se volete lo compro, altrimenti avete la mia valutazione di quello che ho trovato. E trova dei tesori, trova letteralmente dei tesori. Allora, adesso cerchiamo di capire come arrivare alle altre ville, perché di qua ovviamente non ci si arriva. Perché le ville sono messe a triangolo praticamente, una dietro l'altra. Però, ripeto, non è facile arrivarci a tutte. Qui vedo degli scalini. Oh, c'è anche un magazzino. Allora, qui non ci si arriva di certo. Sapete cosa faccio? Andiamo a vedere il magazzino. Siamo qua a questo punto. Questi sono rovi, anche se non pensavo. Ah, ma siamo di nuovo all'ingresso qua, non avevo neanche fatto caso, pensate, molte volte per fare delle riprese ci si perde delle zone. Ok, locale caldaia, mattoni, oh, è bello grande qui, guardate, olio,
puzza di olio tremendo. A questo punto non capisco come posso arrivare alle altre ville. Oh, che grande che è questo magazzino. Vedete, hanno tappato le finestre, quasi qualcuno ci volesse dormire qui. Beh, diciamo che oggi mi è andata molto bene perché sono stati in posti potenzialmente pericolosi, visto che qui c'era pure un letto, ma non ho incrociato nessuno. Adesso sapete cosa facciamo? Ve lo dico, usciamo in strada, direttamente in strada, e proviamo a entrare nella seconda villa che è qui più su. Spegniamo la torcia perché oggi ne ho usato e abusato. No, non c'è nessuno che mi vede, ripeto, non faccio del male a nessuno, però non si sa mai, perché comunque entrare su un luogo abbandonato per molti equivale a dire aspetta che chiamo i carabinieri, che quello è un malintenzionato, un drogato, un tossico, uno spacciatore. Invece non molti conoscono l'Urbex, che ad esempio vi posso dire questo, molto interessante. La scorsa settimana facendo Urbex sono stato fermato 2 volte, 2 settimane fa, scusatemi, non la scorsa, e tutte e 2 le volte i carabinieri mi hanno chiesto cosa facevo. Una volta ero a piedi fuori da una villa e un'altra volta invece ero in sorpasso su linea continua, anche se sotto il limite. Guardate che spettacolo. Ed ecco le altre 2 ville. Mi pare che si possa entrare in tutte e 2 senza problemi. Però come faccio sempre in questi luoghi, pila nella mano destra, che se devo difendermi uso la pila. Allora, qui sembra che ci viva qualcuno, quindi starò molto attento. Scusatemi se non inquadro davanti, però devo capire che nessuno mi buttasse giù qualcosa da qua sopra in testa. Perché ripeto, io non so cosa mi possa aspettare qui. Qui c'è una porta artigianale chiusa. Qui secondo me giocano. Qui giocano a Softair. Però non vedo le palline. Eccole qua. Ecco perché ci sono tutti questi cosi. Qui ci sono le palline del Softair. Guardate che spettacolo. All'ingresso della villa è quello lì, dove c'è quell'edificio che inquadro adesso, vicino all'altro ponte. Questo è il ponte davanti alle ville, quello è l'edificio davanti all'altro ponte dove si entrava nella fabbrica.
però qua sembrava che ci vivesse qualcuno. Allora, usiamo la luce turbo. Voglio usare la luce turbo perché, ripeto, qui ci giocano, hanno fatto anche dei falò, probabilmente non li ha fatti chi ci gioca, ma qualche stupidino. Esatto, qui hanno addirittura scavato nel pavimento, hanno fatto un falò anche qui. Questi sembrano fuochi d'artificio, quelle specie di fontane. Probabilmente qui hanno attaccato una fontana, magari l'ultimo dell'anno, vai a sapere, e ha preso fuoco tutto. Che peccato, ma pensate che queste ville potevano essere comprate? Allora saranno sicuramente del comune. Il comune poteva venderle, ripulirle, ricintarle bene e venderle, ma poteva farlo 30 anni fa, può farlo anche adesso. Il problema è che adesso hanno una cattiva nomea, perché qui ci viene la gente a dormire, la gente a giocare, devi recintare tutto. Chi la compra comunque deve fare, sì, deve stare attento a chi viene, perché potrebbe trovarsi degli ospiti. Magari uno non viene qui con cattiveria, però per esempio io cerco di capire prima di arrivare in un posto se si può entrare o no, chi c'è o no. Se tu vedi un cancello chiuso con un campanello nuovo, una cassetta della posta, già lì dici vabbè, qui ci vive qualcuno. Allora, perfetto, stiamo facendo il giro. Mamma mia ragazzi, vi dirò che non è freddo, è un freddo asciutto, non è il freddo umido, fermo restando che se prima erano 3 gradi quando sono arrivato, adesso saranno 4, non di più. Va bene, qui giocano soft air, l'abbiamo capito da tutto questo. Eccola qui, questa villa di Mori, pensate che peccato, guardate che è veramente bella, è grande, pensate su quella terrazza d'estate, vi mettete lì, barbecue in giardino e poi portate su sulla terrazza o qui su un tavolino qui davanti, sulla vallata, e vi fate una mangiata con gli amici. Guarda che roba, che spettacolo, hanno una location meravigliosa. Una location fantastica, perché sono proprio sulla valle, dominano, sono rialzate. Ecco qui l'altra, vedete? Lo stile sì, più o meno è uguale, però non sono tutte e 3 uguali, sono architettonicamente diverse. Allora, vediamo se riusciamo a entrare anche in questa, io credo di sì. Però adesso vediamo, ci sono comunque qui sotterranei come sull'altra, i garage, qui c'è anche una stufa, però finiamo la seconda villa e poi andiamo nella terza. Onestamente non pensavo fosse così facile entrare, queste ville sono completamente aperte. Qui c'è il lavatoio, ma sono cieco io che non ho visto le scale che vanno su. Qua c'è il garage, quindi abbiamo evitato di andare fino lì a vedere. Qui c'è il lavatoio, appunto. Ah, qui hanno un magazzino con i bancali. Ma qui dove si arriva, scusatemi, perché non ho mica vista la discesa? A parte che quando si fa il filmato molte volte non si vede tutto all'ingresso. Buonanotte, io sono andato via dritto e poi su. Vabbè, abbiamo fatto anche questo. Scendiamo perché si fa prima di qua, se no ci tocca riscendere la collina da sopra. Bene, adesso facciamo la terza e ultima villa.
abbiamo visto la caldaia Burger Eisenwerke numero 6115. Sapete cosa facciamo? Che probabilmente saliamo da qui. Mamma mia, qui hanno bruciato tutto. Per fortuna l'edificio non ha subito danni strutturali da questi incendi, ma qui è bruciato tutto. Qui è veramente bruciato tutto. Locale tecnico. Qui c'era un container, ma è pieno di olio, forse era l'olio che alimentava il riscaldamento, il gasolio, può essere, ecco, forse era la tanica, la cisterna del gasolio. Ok, e qui siamo nella terza villa, siamo saliti dai sotterranei. Ho sentito un rumore, ma deve essere il camion che è passato. Luce turbo, normale, turbo, luce turbo. Qui hanno fatto fuoco anche qui, cioè non capisco perché sembra che abbiano pitturato, perché di là hanno pitturato, però qui per esempio hanno tolto tutto il parquet, ma veramente, cioè se lo sono portati via il parquet qui, o ci hanno fatto un falò anche qui, tutto il parquet. Io non capisco a che pro togliere il parquet, neanche fosse un parquet da soldi, da dire qui ci sono le ringhiere delle scale che avevo visto che non c'erano più. Allora, 2 porte chiuse, una, no, questo è un incendio, hanno bruciato, qui hanno bruciato tutto, vedete anche la pittura come è ridotta, tutta bruciata, tutta seccata, annerita. Di là avevano pitturato, di qua hanno proprio bruciato, che schifo, che vandali. Io continuo a sentire rumori, ma credo che siano i camion che passano dalla statale qui sopra. Ok, allora il piano terra l'abbiamo fatto, faccio una specie di gabbia. Doppio ingresso, qui c'è la ringhiera che manca, che è quella che non ho trovato di là. Io credo che a forza di entrare in questi luoghi da solo, come faccio io, poi si diventi paranoici, come alla cartiera 2 settimane fa, dove pensavo che ci fosse qualcuno che mi stava seguendo dentro la cartiera, che ho iniziato a parlare piano, per poi scoprire che erano i colombi, anche se cavolo facevano tanto di quel casino quei colombi che erano cosa veramente strana. Il fatto è che c'è una cosa che io devo comunque dire, mi è sempre andata bene, perché, non perché non ho trovato il cadavere che Riccardo dice tanto che troverò prima o poi, mi è sempre andata bene perché non ho mai trovato dei tossici, dei delinquenti qui dentro, perché se trovi quello sotto sostanze stupefacenti, allora sei in coma, resta lì per terra, biascica. Ma sei nel momento di massima attività, io ti sfido a stargli dietro perché quello ti aggredisce, esatto, e se trovo 4 o 5 tossici e se trovo degli spacciatori che nascondono la droga, tutto è possibile, si può trovare di tutto, quindi bisogna sempre stare all'occhio, e forse è meglio essere un po' paranoici come sono io piuttosto che venire qui dentro e star tranquilli. Per esempio oggi è la seconda visita che ho fatto questa, e l'ho fatta filmando con la mano sinistra, io sono praticamente ambidestro,
brevemente ve la dico. Da piccolo mio padre mi ha fatto cambiare mano, io ero mancino, mi ha fatto usare la destra. Il risultato è che io sono praticamente ambidestro, però scrivo con la destra, con la sinistra faccio molte altre cose senza problemi, porto l'orologio come se fossi mancino, anche se non lo porto da anni, perché sono allergico ai metalli, e quindi sono ambidestro praticamente, in poche parole. Una cosa molto particolare. Va bene, vi ho raccontato anche la storia delle mie braccia, spero di non avervi annoiato. Qualcuno dice, ho ricevuto delle critiche ultimamente che racconto i cavoli miei finché faccio i video. Beh ragazzi, io penso che piuttosto di star zitto sia meglio parlare. Molti dicono che sono bravo a parlare perché comunque dico anche cose interessanti, spero bene ovviamente. Comunque io dalle 3 ville dei direttori, le chiameremo così, della Alumetal di Mori, Rovereto, vi saluto. Buona giornata a tutti e grazie.